valore di un alto ideale indipendentista. Hai resistito sacrificando la tua vita per la libertà, per il diritto, per l'amore dell'intero popolo sardo e di quanti condividono i valori irrinunciabili dell'autodeterminazione dei popoli. In memoria di Salvatore Dottore Meloni, patriota indipendentista, gli indipendentisti veneti riconoscenti. Io per rappresentanza di posto con grandissimo piacere, vi ringrazio sempre e con commozione, perché è comunque un modo ancora di tenere viva la memoria di Dodore. Grazie a tutti quanti voi che siete qui, che sostenete. Dodore esce da questo processo stamattina, Dodore esce da questo processo stamattina, ma noi continuiamo a essere vicini a voi, a seguire le vostre vicende, la vostra lotta per la liberazione della vostra terra. Insieme a noi, ugualmente, che stiamo facendo un percorso comune, un percorso unito. Dodore finiva sempre le sue riunioni, i suoi incoraggiamenti di incitamento dicendo sempre in antis vintas indipendenza, e io questo ripeto a voi. Andiamo sempre avanti, sempre, qualunque cosa succeda, sempre fino all'indipendenza delle nostre terre. Grazie a voi. Quando abbiamo visto Dottore Meloni in barella portati in quelle condizioni, ci siamo ricordati del nostro Beppin Segato, quindi onore anche al nostro Beppin Segato. Dodore è vivo e lotta insieme a noi! Dodore è vivo e lotta insieme a noi! Dodore è vivo e lotta insieme a noi! Devi filmare? Larga. Oh, scusa. Allora, questa mattina davanti a questo tribunale, che è chiamato Palazzo di Giustizia, il sottoscritto ed altri siamo stati fermati, vedete questo? Per questo, cioè, il rappresentante della Digos ci ha detto che non possiamo entrare con la spilletta dorata del Veneto. Allora è evidente che questo Stato qua ha perso la testa in tutte le maniere. Primo, se questo viene considerato un simbolo pericoloso da indossare, io farei togliere anche tutte le bandiere della regione Veneto, visto che hanno lo stesso simbolo sui palazzi dello Stato. Cioè siamo arrivati all'assurdo totale che ci fermano per questo. Naturalmente noi non ce lo siamo tolto, siamo andati avanti e lo porteremo sempre con onore e rispetto per il simbolo, un simbolo di 1200 anni di storia che sicuramente non ce lo faranno togliere nemmeno in un'aula del tribunale. Grazie.